Bossolo trovato nella cassetta della posta dello studio di un commercialista di Silea, indagano i carabinieri, il sindaco dice episodio inquietante. Due vigili urbani a pronto soccorso aggrediti da uno spacciatore che tentava di scappare, l'arrestato un ex richiedente asilo. Il Comune di Treviso acquisisce a titolo gratuito la porzione dell'ex caserma Salsa, uno dei più vasti buchi neri della città, la decisione della giunta straordinaria di oggi. Mal di pancia e corsa a gabinetto per una trentina di militanti della Lega, la sagra di Zero Branco, tra le vittime il presidente della provincia Marcon che dice strano episodio, i sospetti di un sabotaggio con lassativo. Carenza di medici, rischio svuotamento ospedali, il governatore Zaia dice il problema non è quota 100 ma il numero chiuso all'università. Prima neve in arrivo anche in pianura, secondo le previsioni, stato di attenzione in Veneto da domani sera a giovedì, intanto l'aria ringrazia e anche a Treviso torna il semaforo verde. Panevin, l'Unione Regionale delle Prolocco sta pensando alla soluzione per evitare le polemiche e inquinamento, un accorpamento tra gli eventi più importanti per evitare roghi a macchia di leopardo. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben trovati, l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali che si apre parlando di un episodio inquietante accaduto a Silea, un bossolo, la cartuccia di un proiettile di una pistola che viene recapitata, trovata nella cassetta delle lettere di uno studio di un commercialista in città. Indagano adesso i carabinieri. Allarmante intimidazione, scherzo di pessimo gusto, ora spetta ai carabinieri chiarire il quadro dietro l'episodio sicuramente inquietante che vede protagonista un noto commercialista trevigiano con studio a Silea. Sabato mattina il professionista ha trovato nella cassetta della posta dell'ufficio una cartuccia, non una busta né un biglietto ad accompagnare il bossolo riposto da ignoti nella buca delle lettere verosimilmente durante la notte. Si tratta di una cartuccia a salve senza ogiva, presumibilmente di una pistola scacciacani. Immediatamente il commercialista si è rivolto ai carabinieri della locale stazione per denunciare l'accaduto. La cartuccia verrà ora sottoposta a tutti gli accertamenti da parte dei militari dell'Arma, che adesso stanno anche passando al setaccio le telecamere di videosorveglianza della zona, alla ricerca di qualche elemento che possa aiutare a far chiarezza sull'episodio. Un gesto sicuramente inquietante, forse una minaccia che potrebbe essere legata all'attività professionale del commercialista. Mi sento di dire che questo è un segnale che non va sottovalutato, nel senso che un'intimidazione di stampo, si può dire tranquillamente, mafioso, vuole raccontarci di un territorio che parla attraverso anche questi segnali che non sono tipici di questo territorio. Piena solidarietà e si richiama una grande attenzione delle forze dell'ordine per controllare il nostro territorio anche sotto il punto di vista delle infiltrazioni che sappiamo ci sono, e anche noi sindaci e amministratori abbiamo un ruolo importante nel tenere monitorato quello che accade sotto i nostri occhi. Ed ora due operazioni antidroga a Treviso, una della polizia locale e l'altra dei carabinieri. In entrambi i casi gli spacciatori che reagiscono contro chi li ferma. È andata peggio ai due agenti di polizia locale che sono finiti all'ospedale. Blitz nel fine settimana della polizia locale di Treviso, che è riuscita ad arrestare uno spacciatore di soli 23 anni originario della Nigeria, già ospite in passato dell'ex caserma Serena. L'uomo aveva il permesso di soggiorno scaduto ed era noto alle forze di polizia per 2 precedenti legati allo spaccio in zona stazione. L'operazione si è conclusa dopo giorni di pedinamento. Le manette ai polsi del nigeriano sono scattate mentre stava provando a vendere della droga a un trevigiano in Viale della Repubblica, poco lontano dall'appartamento dove lo spacciatore aveva trovato una camera in coabitazione con dei connazionali. Capendo di essere in trappola, il nigeriano ha provato in tutti i modi a scappare, aggredendo 2 vigili urbani. Nella colluttazione i 2 agenti sono rimasti feriti. Nella perquisizione l'arrestato è stato trovato in possesso di un ovulo di eroina da 11 grammi per un valore di 1.100 euro. Dopo l'arresto la polizia municipale, con l'aiuto del cane antidroga Hitch, ha deciso di perquisire l'abitazione dello spacciatore in strada Ovest. Su disposizione dell'autorità giudiziaria siamo entrati presso la sua abitazione, nella stanza che lui era data in uso,
all'interno della quale abbiamo trovato ulteriori 9 grammi complessivi di stupefacente. In pochi secondi ICE ha individuato il nascondiglio della droga, 8 grammi e mezzo di eroina e mezzo grammo di cocaina nascosti nel caricabatterie di un telefono. Il nigeriano è stato arrestato con le accuse di spaccio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Nel pomeriggio di sabato un altro blitz antidroga è stato condotto dai carabinieri del nucleo radiomobile di Treviso, che hanno arrestato un gambiano di 28 anni con precedenti per detenzione e spaccio di stupefacenti. Il giovane, già conosciuto dalle forze dell'ordine, è stato sorpreso in via Pescatori di Treviso con alcune bustine di marijuana che alla vista dei militari ha tentato di gettare nel Sile. I militari sono però riusciti a recuperare 3 delle bustine per un peso complessivo di 3 grammi. Durante la fuga il giovane ha spinto uno dei militari facendolo cadere a terra, per fortuna senza conseguenze. Lo straniero è stato arrestato e portato nel carcere di Treviso in attesa dell'udienza di convalida. E i complimenti, abbiamo visto nel servizio del sindaco Conte alla polizia locale, coincidono con un messaggio avvertimento dello stesso primo cittadino ai pusher in circolazione. Sentiamo le sue parole. Porto la vicinanza ai 2 agenti di polizia locale che sono rimasti feriti nelle colluttazioni e mandiamo un segno molto forte a tutti coloro che vogliono e pensano di venire nella nostra città a poter fare quello che vogliono in barba a tutte le leggi. Qui a Treviso non funziona così, la lotta allo spaccio e al degrado continua giorno dopo giorno grazie veramente al grande lavoro della polizia municipale e alla grande sinergia che è venuta a crearsi con i carabinieri, la polizia di Stato e la Guardia di Finanza. Quindi credo che Treviso si dimostra ancora una volta una città sicura e pronta a combattere questo tipo di fenomeni. Abbiamo visto, si tratta di un ex richiedente asilo, in passato ospitato alla caserma Serena, il 23enne arrestato che ha reagito mandando all'ospedale 2 vigili urbani. Di immigrazione è tornato a parlare, è un tema caldo questo in questi giorni, è tornato a parlare oggi lo sceriffo di Treviso, Giancarlo Gentilini, accusando le forze politiche di non aver ascoltato per tempo l'allarme che lui stesso aveva lanciato in tempi non sospetti. Sentiamolo. Irrompe con tutta la sua foga nel dibattito sui migranti lo sceriffo trevigiano Giancarlo Gentilini. Il tema dei salvataggi, dei porti chiusi, gli sbarchi e l'accoglienza negati, la politica che ne fa un manifesto pur con le cautele di chi non deve passare il segno e urtare la sensibilità collettiva. A questo, tuona Gentilini, non si doveva arrivare e il sistema c'era. Vedo che tutti si stracciano le vesti, tutti i partiti, compresa la Lega, in ordine ai migranti. Io avevo nel 96 detto che bisognava bloccare le acque territoriali e tutti i confini che venivano in Italia. Lo dice dunque anche alle forze di governo che si trovano a gestire il traffico di esseri umani da una parte e gli immigrati già entrati in Italia, pur senza poi risultare effettivamente dei profughi dall'altra. Bene fa Salvini, dice l'ex sindaco di Treviso, a non riaprire i porti italiani. Certo Salvini però viene 25 anni dopo e vedi, forse se avessero fatto nel 96 questo problema non sarebbe neppure sorto. Con i porti chiusi il problema dell'immigrazione nel Mediterraneo prende altre dimensioni, conclude lo sceriffo. Adesso è un problema europeo e non è più un problema italiano. Quindi o l'Europa si mette in regola oppure ci sarà l'emigrazione mondiale di tutta l'Africa. Una domenica di incidenti, quella di ieri sulle piste da sci a Piancavallo, un bambino di 9 anni di Colle Umberto è rimasto seriamente ferito. Ha riportato un serio trauma ed è ricoverato all'ospedale di Udine. Un bimbo di 9 anni di Colle Umberto è rimasto gravemente ferito ieri in seguito ad un incidente sugli sci sulle piste di Piancavallo. Il bambino, che sciava con il papà ed era regolarmente equipaggiato con il casco, si è scontrato con un altro sciatore, un 53enne di Vittorio Veneto. Ad avere la peggio il piccolo, che ha preso una forte botta alla schiena e al collo. Per questo è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso, che ha trasportato il bambino all'ospedale del capoluogo, dove è stato sottoposto agli accertamenti diagnostici. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri del nucleo sciatori di Aviano. Lasciamo per un attimo la cronaca, in qualche modo è cronaca anche questa, perché c'è questa cena del Carroccio, la sagra di Zero Branco, che ha portato al gabinetto una trentina di militanti della Lega. Qualcuno ha dovuto ricorrere anche al pronto soccorso, un fortissimo
mal di pancia e oggi ci si chiede cosa può essere successo. C'è anche l'ipotesi, qualcuno parla di un'ipotesi di un sabotaggio con il lassativo. Noi abbiamo sentito una delle vittime di questa serata finita male, il presidente della provincia Stefano Marcon. Sentiamo. Un'allegra serata tra militanti e simpatizzanti della Lega alla Sagra del Radicchio di Zero Branco, con un seguito assai poco piacevole per una trentina di persone che hanno passato il giorno successivo al bagno, alle prese con problemi intestinali che per qualcuno hanno comportato anche una visita al pronto soccorso. È successo, non lo sappiamo che cosa sia successo, è successo che oltre la metà dei partecipanti si sono trovati ad avere problemi, disturbi intestinali, insomma, tra i quali il sottoscritto. Quando si dice dalle parole ai fatti, o ancor meglio fuori di metafora, questa volta i mal di pancia della Lega, vuoi per dissidi interni, vuoi per l'indigesta, molti alleanza con i 5 Stelle, si sono tradotti in una vera corsa al gabinetto. Cosa sia accaduto alla Sagra non si sa, quel che è certo è che circa la metà della sessantina di leghisti partecipanti alla cena si è trovata a fare i conti con la fastidiosa indisposizione. Non ci sentiamo responsabili, commenta la Proloco di Zero Branco, tutte le regole igienico-sanitarie sono state rispettate. Inoltre il gruppo ha cenato con i piatti del menù fisso serviti anche ad altre centinaia di persone che non hanno accusato alcunché. Ecco dunque affacciarsi l'ipotesi di sabotaggio con qualcuno che avrebbe versato dei lassativi proprio sui piatti dei militanti del Carroccio. Ipotesi quest'ultima esclusa categoricamente dagli organizzatori. Le cucine sono a vista e controllate. Uno non si interroga neanche sui primi momenti, nel senso che magari può essere che uno abbia preso freddo piuttosto che altro, però quando vedi che il numero dei colpiti da quel tipo di disturbo è nella misura del 50%, ci si interroga, senza voler colpevolizzare nessuno oggi, perché insomma non è nel nostro stile, ma qualcosa evidentemente è successo e auspico che vi sia magari da parte degli organizzatori un controllo, senza, ripeto, voler colpevolizzare nessuno, perché sono cose che possono succedere. È nata una discussione anche tra di noi, perché tutto sommato insomma non è una coincidenza un po' strana, ecco. Come andrà a finire si vedrà, qualcuno di certo cambierà menù. Allora la prossima volta in cucina solo leghisti fedeli? Prossima volta pasta in bianco. Il Comune di Treviso ha acquisito a titolo gratuito una porzione dell'ex caserma Salsa di Santa Maria del Rovere, uno dei più vasti buchi neri della città. La decisione è avvenuta nel corso della giunta straordinaria di oggi. Grazie al federalismo demaniale contenuto nell'ultima legge finanziaria, il Comune ha fatto propria a titolo gratuito un'area dell'ex caserma di 29.000 metri quadrati sul lato di Viale Brigata Marche, di cui 12.000 metri con immobili da riqualificare, valore oltre 3 milioni di euro. L'intenzione dell'amministrazione è quella di trasformarla in una cittadella delle associazioni sportive e culturali. La novità arriverà lunedì in Consiglio Comunale, poi partirà la fase di progettazione che coinvolgerà anche soggetti privati. Sul resto dell'area di proprietà del demanio si trasferirà la Guardia di Finanza, come sappiamo. Restiamo a Treviso per parlare adesso però di viabilità e non di urbanistica. Due novità di queste ore: cominciamo con la installazione di un nuovo display luminoso all'imbocco dell'area a traffico limitato del centro storico. Dopo Ponte San Francesco, anche all'imbocco di via Manin, in piazza Borsa, un display luminoso avvisa da oggi se il varco elettronico della zona a traffico limitato è attivo oppure no. Uno dei provvedimenti annunciati in campagna elettorale è stato dunque subito attuato. Dal Comune fanno sapere che non verranno installati però altri display, troppo impattanti visivamente in zone come Calmaggiore e piazza San Leonardo, ma soprattutto poco utili. Lì la ZTL è in vigore per tutte le 24 ore, non osserva giorni od orari come a San Francesco o in via Manin. Dal centro storico ai quartieri, da domani a Sant'Angelo partiranno i lavori di messa in sicurezza dell'incrocio tra la strada principale e via Papa Leone III, che conduce alla chiesa e alle strutture della Proloco. Ringrazio anche i consiglieri della zona che hanno dato una mano veramente fondamentale. Noi faremo un marciapiede che servirà per far avanzare la linea di arresto da via Papa Leone III in modo da avere più visuale. Rallentiamo la velocità in strada Sant'Angelo con una piattaforma elevata dove faremo anche un passaggio pedonale e quindi tutto l'incrocio avrà un importo inferiore ai 10.000 euro. E quindi diciamo è una buona cosa per Sant'Angelo la messa in sicurezza.
Non sarà l'ultimo degli interventi eseguiti con questa formula. Stiamo completando con l'assessore De Checchi la ricognizione dei percorsi casa-scuola, i percorsi sicuri e poi le istanze dei vari consiglieri, dei vari cittadini, proprio per rendere la nostra città più sicura. Le piattaforme in rilievo sono ad oggi quelle che funzionano meglio e devono avere comunque delle rampe di ascesa e di discesa che siano un po' più lunghe in modo da attutire, diciamo, il dislivello. Ed ora torniamo a parlare della carenza di personale nella sanità. In questi giorni abbiamo raccontato delle ipotesi, degli scenari con quota 100, ma secondo Regione ULSS il problema è un altro. Che negli ospedali trevigiani manchi personale, medici in particolare, non è una novità. Da mesi il direttore generale Benazzi snocciola numeri preoccupanti: 18 radiologi, 14 ginecologi, 12 anestesisti, 5 pediatri. Se a questi si aggiunge poi l'esodo che potrebbe arrivare con i prepensionamenti per quota 100, il campanello che si accende è d'allarme rosso, perché nell'ULSS 2 della Marca i potenziali interessati alla pensione con 62 anni d'età e 38 di contributi sono 120 medici e quasi un centinaio tra infermieri ed operatori sanitari. Sono anche convinto però che questa riforma, questa legge che è uscita sulla quota 100, produce un effetto che farà ragionare i medici, perché vuol dire che sono 2 anni dove il medico non potrà fare nessun lavoro, e per un medico non lavorare per 2 anni credo sia una grande difficoltà anche in termini proprio suoi etici, perché chi fa il medico ha bisogno di continuare a fare quella professione, per cui mi auguro che questo venga molto ridotto. Diverso è il discorso per altre figure professionali. Per gli infermieri succederà perché sono molto logorati dal lavoro, però per fortuna abbiamo un concorso e una graduatoria lunga. Un problema, quello dello svuotamento delle corsie, che da tempo impensierisce anche la Regione. La verità è che il numero chiuso delle università ha peggiorato la situazione, la verità è che 20 anni fa dicevano ai ragazzi che si iscrivevano all'università che medicina non sarebbe stata una buona scelta, oggi siamo senza medici, la verità è che dobbiamo pensare che molti medici neolaureati debbono essere messi assolutamente nelle condizioni di lavorare anche prima della specializzazione. Ed infine, lo dico, a quei medici di altissima professionalità che sono costretti ad andare in pensione, perché comunque la legge prevede questo, dovremmo anche pensare per quei medici la possibilità di una contrattazione con gli enti pubblici, con le regioni, per restare magari 1 anno, 2 anni, quello che possono. Nel frattempo George Luis Del Re è il nuovo direttore dei servizi sociosanitari dell'ULSS 2. Andrà ad affiancare nella terna che supporta Francesco Benazzi il direttore amministrativo Anna Maria Tomaselli e il direttore sanitario Marco Cadamuro Morgante. Del Re si occuperà di tutte le tematiche sociosanitarie, Morgante invece gestirà i rapporti con i medici di medicina generale. Del Re, che assume il nuovo incarico a partire da oggi, è stato presentato stamane all'esecutivo della conferenza dei sindaci, che ha espresso la propria soddisfazione per la nomina. Il neodirettore vanta già un'approfondita conoscenza dell'azienda sanitaria, della quale ha ricoperto dal 1 febbraio 2018 ad oggi il ruolo di direttore dell'unità operativa complessa infanzia, adolescenza, famiglia e consultori del distretto di Pieve di Soligo. Adesso a pochi istanti di pubblicità, poi parleremo della neve in arrivo nei prossimi giorni. Rieccoci in studio in diretta con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Dunque la prima neve in arrivo anche in pianura secondo le previsioni. Intanto a Treviso l'aria ringrazia perché gli inquinanti sono in calo e da domani torna il cosiddetto livello verde. Nevicate in arrivo anche in pianura. La Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione dal pomeriggio di domani alla tarda mattinata di giovedì. Osservata speciale la fascia pedemontana e montana, ma come detto anche nelle città potrebbe cadere qualche fiocco. E così anche Treviso si prepara mercoledì a far fronte alla prima neve, con tutti i disagi che rischia di comportare a livello di viabilità. Non saranno, se ci saranno, nevicate abbondanti, soprattutto in pianura, perché le temperature sono proprio al limite, quindi si giocherà su qualche decimo di grado, mentre sicuramente alzandoci un po', quindi sulla pedemontana, sarà a 200-300 metri di quota, lì sicuramente ci saranno le nevicate e potranno essere anche di un certo rilievo. Precipitazioni che, come il vento degli ultimi giorni, contribuiscono ad abbassare drasticamente i livelli di inquinanti
inquinanti nell'aria. Grazie a qualche giorno fa al FEN, a questo fenomeno che ha smosso e ha fatto diminuire le concentrazioni di inquinanti, e poi adesso con qualche pioggerella poi abbiamo questo afflusso di aria umida, quindi cosa vuol dire? Che il vento disperde gli inquinanti e fa sì che i valori siano più bassi, quindi tutto a favore, diciamo, di un minore inquinamento. A Treviso da domani, in base all'ordinanza dell'accordo di bacino padano, tornerà il cosiddetto livello verde. Diesel Euro 4 nuovamente liberi di circolare dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:30. Non potranno invece percorrere le strade del comune capoluogo le auto private e i veicoli commerciali a benzina di categoria Euro 0 e Euro 1 e i diesel privati e commerciali 0, 1, 2 e 3, oltre ai ciclomotori e ai motoveicoli a due tempi Euro 0. A proposito di inquinamento, come sappiamo, anche quest'anno i Panevin hanno riacceso il dibattito sulle PM10 tra chi li difende e chi li vorrebbe addirittura cancellati. L'Unione regionale delle Pro Loco sta pensando a una soluzione per migliorare questa situazione il prossimo anno. Vediamo come. Ora che la fiammata delle polemiche è spenta, ora che i fumi si sono dispersi da tempo, si può ragionare a mente fredda. Ma l'Unione regionale delle Pro Loco questo pensiero lo sta facendo da tempo, ancor prima che l'ennesimo dibattito sui Panevin tornasse alla ribalta nei giorni dell'Epifania. Non è un giorno di tradizione che incide sui valori di PM10, è vero, ma qualcosa in futuro si può fare. Meno Panevin, ma fatti meglio. I Panevin devono essere sostanzialmente controllati. Ci sono dei Panevin che rappresentano una tradizione, un evento importante, saliente per alcune località. Devo dire che una tradizione contadina, in ogni casa si faceva il falò e il Panevin, ora potrebbe diventare un momento di aggregazione riunendoli attorno a un unico sito o a pochi siti dove si festeggia tutti assieme con una situazione di realtà che è cambiata rispetto a 50 o 30 o 40 anni fa. Insomma, la proposta che verrà discussa nella giunta regionale dell'Umpli è proprio questa: accorpare i Panevin attorno a quelli maggiormente organizzati ed evitare i fai da te sparsi a macchie di leopardo. Sì, devo dire che questa potrebbe essere una strada da percorrere, evitando iniziative singole, unitarie o sparse sul territorio. Obiettivo: trovare una sintesi per il prossimo anno. Noi faremo un'analisi di quelle che sono le posizioni più avanzate su questo argomento e troveremo sicuramente una soluzione. Adesso una bella iniziativa all'ospedale di Vittorio Veneto, al via nell'unità operativa di oncologia il progetto Coccole e Bellezza, finalizzato a ridurre alcuni degli effetti collaterali dei trattamenti ed aiutare le donne alle prese con terapie invasive a recuperare la propria immagine corporea. In collaborazione con l'Ollus Amiche per la Pelle sono stati creati dei piccoli gruppi di donne colpite da tumore attualmente in chemioterapia o terapia ormonale, coinvolti poi in un percorso affidato a un oncologo, uno psicologo, estetista e un visagista. Si affronta così il tema dell'immagine corporea e delle modifiche dovute alla malattia. Nei primi due incontri ci sono state sedute di riflessologia, terapia cranio-sacrale e anche di trucco. Siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento fra pochissimo con 20 e 10 sotto i riflettori di 20 e 10 con Ferdinando Varino, reddito di cittadinanza e quota 100, con Rudy Roffarè e Stefano Boscarin della CISL di Treviso, e poi Ring alle 21 e 15, il talk show del lunedì, Autonomia sotto attacco, questa sera per discutere della battaglia per l'autonomia e anche le novità, anche in questo caso su reddito di cittadinanza e quota 100. In studio Simone Scarabel del Movimento 5 Stelle, Paolino Barbiero, CGIL SP pensionati di Treviso, Stefano Pelloni del Partito Democratico e Alessandro Manera della Lega. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. De Fabri presenta Isola Tutto, il kit fai da te per isolare il cassonetto di casa tua da caldo, freddo, spifferi e rumori. Non necessita di opere murarie. Ben ritrovati al meteo. Sarà una giornata grigia sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio. In Veneto prevale un tempo asciutto e stabile, non sono infatti attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Il cielo sarà irregolarmente nuvoloso e spesso anche coperto, con locali nevicate a quote collinari entro la nottata. Temperature minime comprese tra -2 e 1 grado.
massime tra 4 e 6 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, il cielo risulterà spesso coperto anche sulla nostra regione. Dal pomeriggio non si esclude qualche piovasco sulle aree costiere e dentro la nottata la neve potrà cadere localmente anche fino al piano. Temperature minime comprese tra -1 e 0 gradi, massime oscillanti tra 4 e 5 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. La situazione sarà molto diversa, infatti avremo condizioni di bel tempo stabile e anche soleggiato. Non si esclude tuttavia qualche addensamento al pomeriggio sui settori meridionali, ma senza piogge. Temperature minime a 0 gradi, massime tra 8 e 9 gradi. Dal meteo di Antena 3 è tutto, arrivederci. De Fabri presenta Isola Tutto, il kit fai da te per isolare il cassonetto di casa tua da caldo, freddo, spifferi e rumori. Non necessita di opere murarie.